Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Polizia Friuli Venezia Giulia. Beh, non è che siamo molto meglio qui, no? Mi pare. No, anzi, l'abbiamo ricordato proprio ieri nella conferenza stampa che abbiamo fatto presso la sala consiliare di Casassa della Delizia, perché da subito, quindi da questa primavera, appena abbiamo avuto sentore di chiusure di oltre 260 uffici di polizia in tutta Italia, tra cui 12, direttore, solo in Friuli Venezia Giulia. Qua potrebbe chiudere. Attualmente è stato bloccato grazie all'intervento chiaramente sindacale di tutti i sindacati, devo dire la verità, di tutti i sindacati, è stato bloccato la chiusura del posto di polizia ferroviaria di Casarsa e l'ufficio postale, quindi la polizia delle telecomunicazioni di Pordenone. Che chiaramente colleghi che andranno, secondo quello che pensa Alfano, che andranno tutti nelle questure d'Italia. Alfano però dimentica di avere già in progetto la chiusura di 27 prefetture e quindi di tanti altri posti di polizia. Il personale, abbiamo detto più volte, che dovrà arrivare nelle questure non sarà personale giovane, ma personale con oltre 44 anni. E quindi ieri a Casarsa noi dell'UGL, visto che stiamo promuovendo in tutta Italia la campagna che ci dice più sicurezza e quindi meno paura, siamo andati a Casarsa e con gli amministratori del Zoda abbiamo parlato di queste chiusure. È chiaro che oltre a questo abbiamo parlato anche di svuotacarceri, direttore. Questo è un argomento molto importante perché poi nella realtà il furto è diciamo quello che loro chiamano microcriminalità. Hai 3 secondi. Ecco, abbiamo parlato di questo. Ho finito. Svuotacarceri. Svuotacarceri. Allora rimettiamo in libertà quelli che hanno fatto il furto, cioè quelli che hanno veramente, cioè non esce quello che ha ammazzato magari, ha capito, è questo che voglio dire, va fuori quello che ruba. Lo E allora carceri è quel decreto, perché Orlando adesso dice tutto sta diminuendo nelle carceri, ci credo, fino a 5 anni vengono rimessi. certo. Vabbè, Va bene. grazie, alla settimana prossima. Raffaele Padrone, segretario dell'UGL Polizia in Friuli Venezia Giulia.